tutti, bentornati sul canale, benvenuti in Vallastaro, nel comune di Lusiana Conco, nell'altopiano dei 7 comuni, e oggi percorreremo l'anello dei 3 confini. Venite con me perché sarà una bella giornata, un percorso abbastanza lungo e ve lo racconterò nel mentre, man mano, e vamos, let's go! Seguiamo la nostra indicazione e da qui, se si volesse tornare indietro alla macchina e fare un anello più piccolino, si prosegue su questa strada. Noi invece proseguiamo di qua. Malga Pian della Caseretta a 1136 metri. Troviamo molto bene le indicazioni. 3C c'è scritto anche qui. Ad un certo punto nel bosco troviamo questa indicazione dell'800, le Pozzette Col d'Astiago, e noi stiamo proprio andando là. Questa ripresa l'ho fatta anche un anno fa, giusto un anno fa ero qui. Stavo proprio andando alla Malga Pozzette mentre stavo salendo dalla Val Brenta, in quell'anello killer che avevo fatto dopo il cammino di Santiago dell'anno scorso. Allora lassù possiamo vedere Malga Col d'Astiago, dove più tardi arriveremo, e sono proprio contento di essere su questo giro oggi, ad un anno esatto, ma la carica è sempre la stessa, la voglia di camminare e di percorrere con voi i sentieri è sempre tanta, e sto preparando qualcosa di bello grosso. Sto preparando un'avventura che mi auguro
vogliate sostenere e supportare seguendomi sul canale, tenetevi pronti e ve la svelerò fra qualche mese. Intanto però sappiate che se volete rimanere aggiornati iscrivetevi e comunque, già che ci siete, mettete anche un like a questo video e condividete la mia gioia insieme. Dai, pronti per arrivare a Pozzette e a Col d'Astiago. Località Pozzette, la Malga, dove l'anno scorso ho mangiato una torta che tuonava veramente. Poi sono sceso dal sentiero che c'è giù di là dietro la Malga. Adesso invece saliamo per il Col d'Astiago. Seguiamo sempre l'800 e siamo sull'anello dei tre confini, che fra un po' vi spiegherò anche il motivo di questo nome appena mi fermo, appena faccio un po' di sosta. Cerchiamo di arrivare almeno a metà del percorso, che così ve lo racconto un po'. Qui la salita è bella croccante, però siamo quasi arrivati a Malga Col d'Astiago. Malga Col d'Astiago, la zona relax e tutto il panorama che ci circonda sulla Val Brenta di là. Sicuramente poi il nostro cammino riprende da lì. Ma adesso io mi soffermo qua un po', perché poi vi farò raccontare questo anello dei tre confini da una persona speciale. Vi avevo detto che vi facevo conoscere una persona speciale. Giampi, grande! Ehi là! Oh, questo volevo! Il suo saluto. Sì, è ormai del grande marchio di fabbrica di Jumpy Run. Esattamente. Che adesso però è il canale di Col d'Astiago. Esattamente, abbiamo più che altro la pagina Instagram e Facebook di Malga Col d'Astiago, però su Jumpy Run ci sono ancora tutti i sentieri, circa 250 sentieri recensiti, la traccia GPX, e mi raccomando, sempre prudenza, giusto? Esatto, per allora, forza. Perfetto. E ora io volevo che mi raccontassi intanto, prima cosa, di sto giro dei tre confini. Sì. Perché so che te che hai fatto. Sì, l'ho fatto. E lo rifarai. Lo rifarò, è interessante, è un giro per famiglie. Beh, l'hai provato anche tu oggi, è un giro per famiglie dove l'altimetria non è tanta. Ok, si può fare tranquillamente, si può accorciare, un po' allungare, e poi ci sono i punti di ristoro come Malga Pozzette e Malga Col d'Astiago, dove siamo qui, e quindi una mattinata tranquilla, soprattutto d'estate potete venire qua e fare questo giro tranquillamente. E perché si chiamano i tre confini? Perché sono i tre confini dei comuni di Lusiana, Conco e Val Brenta, se non ricordo male. Comunque guardate il mio video e là spiegherò molto meglio, perché ero preparato, adesso mi hai colto un po' impreparato. Infatti ve lo linko qua sotto, ecco, il suo video. Grazie. Dai, e poi volevo chiederti appunto della Malga Col d'Astiago. Questa è una realtà che è partita 5 anni fa grazie a Martina, e siamo contenti di aver ripreso questa Malga che era un po' da ripristinare, e abbiamo attualmente circa 150 posti a sedere qua all'esterno, con una vista panoramica che tu hai appena visto, esatto, che è spettacolare, della Val Brenta, Montegrappa, Dolomiti, e poi quando abbiamo anche la fortuna riusciamo a vedere il mare con il campanile di San Marco che si vede benissimo col binocolo, anche a occhio nudo. E qua siamo una realtà molto attiva e facciamo sia pranzi che anche cene su prenotazione. E festoni anche. Qua caro mio, tanti. Quindi se volete correre, venite, fate la vostra corsa, volete camminate in montagna, e qua troverete il ristoro adatto, che poi qualche problema per tornare a casa se fai il ristoro troppo potente. Esatto. E ora
per i primi che mettono il like e mi piace, veniamo su a mangiare Certo, e fare un bel festone. Io controllo, Bene, perfetto, Ecco. a posto. Rifacciamo il saluto? Certo. Ehi là! Noi adesso ci troviamo qui, quindi adesso ci manca ancora tutta questa parte qua. Mancheranno circa 7-8 km. La Malga Col d'Astiago si potrebbe uscire di là e riprendere il sentiero, oppure se vogliamo seguirlo pedissequamente la traccia bisogna tornare dietro la Malga e continuarlo fino all'acquedotto qui sopra. Benissimo, si riparte. Abbiamo salutato Giampi qui alla Malga Col d'Astiago. Mi raccomando, venite a trovarlo, quando venite salutatemelo. Adesso proseguiamo sul nostro anello dei 3 confini, che sarà divertente. Ci sono altre cose da vedere. Adesso arriviamo qui al punto più alto, tanto si sale. La Val Brenta che ci saluta sotto lì. In questo spiazzo dove molti lasciano la macchina, noi dobbiamo continuare in su verso il comune di Conco. Lì siamo in comune di Val Brenta e questo punto è un punto iconico perché siamo alla vasca del Termine Rotto. Pronti a quello che dovrebbe essere l'ultimo pezzettino croccante di questo anello, che comunque fa i suoi 650 metri di dislivello, quindi diciamo che è un buonissimo allenamento. Insomma, 19 km e mezzo e 650 di dislivello comincia a essere una buona cosa. E adesso ci accingiamo a quella che sarà l'ultima vera salitina. Bello spot panoramico dal Grappa alle cime del nostro bell'altopiano, cima 12, Porture, Verena. Giù in fondo ci sarebbe il ghiacciaio dell'Adamello, il becco di Filadonna e poi di qua il Pasubio e via. Salutiamo anche Malga, Montagna Nuova davanti. Da qua è molto bello perché riusciamo a vedere tutto il percorso che abbiamo fatto, nel senso che cominciamo ad intravedere il parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina stamattina. Abbiamo fatto tutta quella cresta laggiù, poi siamo scesi, saliti di là e poi via via l'anello
ci sta riportando in Vallastaro. Dopo 19 km e 650 metri di dislivello sono tornato in Vallastaro. Abbiamo compiuto questo anello dei 3 confini. Siamo saliti su a Malga Col d'Astiago, dove abbiamo incontrato e conosciuto Giampi, che ci ha un po' parlato della sua malga e ci ha un po' parlato di questo anello che appunto attraversa i confini di 3 comuni. E quindi ditemi voi sotto qua nei commenti se anche questo video vi è piaciuto, se avete già fatto questo giro, se conoscevate la Vallastaro e la zona dei dintorni qua in altopiano dei 7 comuni. Iscrivetevi al canale, le solite cose belle, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!